Bentrovati, lunedì 30 settembre, siamo ormai arrivati alla fine di settembre in questa prima edizione insieme come tutti i giorni fino alle 13:30, tante le notizie dal territorio, tanta la cronaca, ma apriamo subito la nostra prima edizione con una svolta nel caso, lo ricorderete, di Vincenza Saracino, trovata morta, coltellata a Canizzano, siamo a Treviso. La svolta questa mattina sul caso perché è stato arrestato dall'Interpol il presunto assassino di Vincenza, la cinquantenne accoltellata a morte lo scorso 3 luglio a Canizzano. Si tratta di un 33enne oriundo di origine veneta, nato in Venezuela, cittadino italiano. Aveva già programmato prima del delitto di tornare in Sud America con una tappa intermedia in Spagna e avrebbe ucciso Vincenza per futili motivi. Screzi tra vicini di casa, è il nipote del vicino di casa appunto della donna. È stato arrestato venerdì a casa del nonno in Venezuela, in un piccolo paese dello stato sudamericano. Una notizia arrivata nelle primissime ore di questa mattinata e andiamo adesso invece a sentire i primi commenti del procuratore di Treviso. Pochi giorni dall'omicidio di Vincenza Saracino avevate già un nome e cognome, adesso l'avete arrestato. L'individuazione del presunto responsabile è avvenuta in tempi abbastanza rapidi, grazie soprattutto alle telecamere e all'ottimo lavoro investigativo dei carabinieri diretti dal sostituto procuratore. E il problema è stato poi rintracciarlo all'estero, perché il presunto autore dell'omicidio già la mattina successiva al fatto è uscito dall'Italia e si è diretto verso il Sud America e là è stato, la settimana scorsa è stato posto in arresto provvisorio in attesa della richiesta di estradizione in base alle segnalazioni dell'Interpol. È un oriundo italiano, 32 anni, l'omicidio perché? I motivi sono futili, tant'è che è stata contestata l'aggravante dei futili motivi. Aveva maturato un fortissimo rancore nei confronti di Vincenza Saracino per motivi abbastanza futili, perché in realtà dei contrasti con una sostanza importante non sono emersi degli screzi, dei piccoli litigi che evidentemente per lui erano molto gravi. Queste dunque le parole del procuratore di Treviso Martani. Avremo in collegamento dal Tribunale di Treviso la nostra Daniela Sizia con Alberto Pivetta non appena tutte le formalità saranno concluse. Ma noi proseguiamo intanto con la cronaca, ci spostiamo nel Padovano perché è stato un fine settimana di sangue sulle strade della provincia. Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dell'incidente, per il 39enne alla guida non c'era più nulla da fare. Incastrato tra le lamiere dell'auto ribaltata nel canale non ce l'ha fatta Ion Raileanu, ennesima vittima della strada di queste settimane. L'uomo è deceduto sabato notte intorno alle 22 mentre stava percorrendo via Terrassa a Conselve lungo la strada provinciale 35. La sua auto, per cause ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, si è improvvisamente ribaltata ed è finita fuori strada lungo il canale, centrando anche un palo dell'illuminazione. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo del 39enne Moltavo. Per lui però non c'era più nulla da fare. Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dell'incidente hanno solo constatato il decesso. All'origine dell'incidente forse un malore o una disattenzione. Non ci sono infatti altri mezzi coinvolti. La procura di Padova ha già dato il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari che ora dovranno fissare la data delle esequie. Rimaniamo nel Padovano, un 43enne di Masi è morto dopo essere finito fuori strada con la sua moto, un Harley Davidson, in un incidente avvenuto domenica pomeriggio al confine tra i comuni di Legnago e Cerea nel Veronese. La vittima è Andrea Gallo. Possibile che il motociclista sia stato accecato dal sole e per questo motivo sia finito nel fossato che corre lungo la strada. Si tratterebbe infatti di una fuoriuscita autonoma. Gallo da tempo viveva a Masi, era molto conosciuto nel Montagnanese. Un motociclista originario del Montagnanese è deceduto poi venerdì notte in un incidente a Camponogara. La vittima è Giorgio Nicotra, 30 anni, nato a Montagnana, vissuto a Vigonza. Si stava trasferendo a Fiesso d'Artico venerdì notte, si è scontrato con la sua moto contro un'auto appunto a Camponogara, dove da un anno viveva con la sua fidanzata. Quindi vi testimoniamo ancora un ennesimo weekend di sangue sulle strade della regione, purtroppo.
Invece noi adesso andiamo a sentire un servizio dei nostri colleghi di Udine, perché è stato colto da malore mentre passeggiava su un sentiero nella zona di Erto, nel Bellunese. È stato tratto in salvo e ricoverato all'ospedale di Udine un uomo. La stazione Valcellina del Soccorso Alpino ha concluso intorno alle 21:30 di domenica una missione di soccorso assieme al personale medico di 2 ambulanze e l'elisoccorso regionale a favore di un escursionista di Maniago di 73 anni che è stato colto da malore. L'attivazione è avvenuta tramite la Sores, che ha ricevuto la chiamata al numero unico d'emergenza 112 da parte dei compagni di escursione. Il gruppo era impegnato in discesa lungo il sentiero 903 che da Casera a Cornetto porta a San Martino di Erto e Casso, quando l'uomo è stato colto da sintomi neurologici con emiparesi sinistra che, nonostante i suoi tentativi, gli impedivano di proseguire il cammino. Sul posto si è portata l'ambulanza proveniente da Longarone e 6 tecnici della stazione Valcellina. L'uomo è stato stabilizzato, imbarellato e i soccorritori hanno calato la barella lungo il sentiero, che in quel tratto è assai ripido, assicurandola con le corde per 100 metri di dislivello fino alla strada. Dopo un paio di ore le operazioni si sono concluse con la consegna dell'uomo all'ambulanza di stanza Cimolais, che lo ha portato presso la piazzola dell'elisoccorso, da qui in volo verso Udine, dove si trova tuttora ricoverato. Torniamo nel Trevigiano alla vicenda del 16enne pestato da un coetaneo in centro a Mogliano venerdì sera. La mamma della vittima racconta di aver telefonato alla madre dell'aggressore. Volevo essere io a dirle cosa aveva fatto mio figlio prima che lo sapesse. Dai carabinieri, dice. L'ho chiamata perché volevo dirglielo, perché mi è venuto distinto, perché mi sembrava brutto che magari fossero stati i carabinieri a averla chiamata. Ho voluto anticipare con una sorta di dolcezza. Una telefonata tra mamme, da una parte quella del 16enne picchiato in pieno volto con un tirapugni, dall'altra la madre del suo aggressore. Una mamma come me, e io non volevo fargli del male, ma volevo anche darle la mia vicinanza, perché mi dispiace sapere che comunque un coetaneo ha fatto del male a mio figlio. Lei è rimasta molto male, lei ha detto che gli dispiace, che appunto che questo ragazzo frequenta Buzzi e compagnie. La madre della vittima ha sporto denuncia ai carabinieri, che le hanno confermato che l'aggressore non è nuovo ad episodi simili. Lo conoscono, sì. Militari che nel frattempo hanno visionato le telecamere della zona. Hanno visto da una telecamera il volto già tumefatto e quindi volevano accelerare i tempi per riuscire a capire dove era successo, per vedere da altre telecamere se ci fosse qualcosa. Dalla donna un appello alle altre mamme. Vorrei che magari si facessero avanti anche da sole, semplicemente anche andare dai carabinieri per dire sì, è vero, in effetti anche mio figlio ha avuto questo, o anche è successo questo, a mio papà è successo questo, a mia mamma è successo questo. Ecco, il cominciare ad andare dai carabinieri per ogni piccola cosa e riportare il bene e buttare via questo male da Mogliano. Rimaniamo a Mogliano, quando un ottantenne ha rincorso per strada una donna che avrebbe scoperto nella sua abitazione, quindi messo in fuga una ladra. Dicevano i testimoni, correva a scalzo, una scena incredibile. Via Ronzinella, Mogliano, un sabato pomeriggio come tanti, poi all'improvviso sono circa le 17:30, di fronte alla chiesa vicino all'asilo Brucomela compare sul marciapiede un signore anziano in tuta e calzini. A raccontare quei minuti un esercente che assiste alla scena quasi surreale. Questo signore che cercava delle persone e a un certo punto ha trovato una signora dietro dove ci sono le pompe del gas e l'ha tirata fuori e gli ha strattonato un po' la borsa. E si sono messi a discutere, l'ha presa sotto braccio e si sono camminati verso la fermata dell'autobus, e in quel momento che andava nella fermata dell'autobus è venuta fuori da dietro ai bidoni delle immondizie dell'asilo un'altra signora che è scappata in questa direzione qua, che poi si è messa al telefono e dopo 5 minuti è arrivata una macchina ed è salita su. Si è girata e nel frattempo sono andati a recuperare l'altra signora. Qualche automobilista che sta transitando in quel momento tenta di intervenire. Si sono messi in mezzo alla strada a 4 frecce, hanno suonato qua e là. L'auto poi si allontana. Sarà lo stesso ottantenne a raccontare al commerciante cosa sia successo.
Io poi l'ho aspettato, gli avevo chiesto un attimo cosa era successo, lui mi ha detto che avevano tentato di andare a rubare. Da quanto ricostruito, dunque, l'anziano avrebbe trovato le due donne nella sua abitazione e da lì avrebbe deciso di inseguirle scalzo. Al momento non è stata sporta alcuna denuncia ai carabinieri. E ora di nuovo nel Padovano, un'altra tragedia della strada avvenuta questa volta però qualche giorno fa. Un rider è morto dopo essere stato travolto da un'auto a distanza di alcuni giorni. Sentiamo il servizio di Valentina Visentini. Lo scorso 7 settembre era stato travolto da un'auto mentre stava finendo il turno di consegna. Un giovane rider di origine pakistana è morto dopo giorni di agonia in ospedale. L'incidente era avvenuto in via del Santo a Limena. Ali Jamat, in sala alla sua bici che usa per le consegne a domicilio, è stato urtato da una macchina guidata da una 24enne risultata negativa all'alcol test. Per giorni il 31enne pakistano è rimasto attaccato al respiratore. Le sue condizioni erano gravissime. Nella caduta infatti aveva sbattuto con violenza la testa sull'asfalto. Alla fine non ce l'ha fatta. Nei giorni scorsi è stato celebrato il funerale islamico all'Arcella e la salma è stata rimpatriata in Pakistan. La moglie, nel giorno in cui Jamat è stato coinvolto nell'incidente, era in ospedale per dare alla luce il loro primo figlio. E dunque lo dicevamo in apertura, la morte di Vincenza Saracino arrestato, il presunto assassino in Venezuela, è appena uscita dal Tribunale di Treviso Daniela Sizia che ci racconta tutto nel dettaglio. Daniela, buongiorno. Buongiorno Edi, buongiorno anche ai telespettatori. Siamo appena usciti, abbiamo parlato con il capo della Procura, una vicenda che ha davvero dell'incredibile, una vicenda inquietante, perché non so se l'avete già sentito dalle parole proprio del procuratore, i motivi sono davvero futili, aveva proprio un odio verso Vincenza, questo 33enne che è di origine veneta, è un oriundo che si era trasferito con la famiglia in Venezuela, poi era tornato da una decina di anni, era tornato qui a vivere qui tra Treviso e Preganziol e poi è ritornato in Venezuela. Tutto a inizio anni prima, nel senso che già nel 2023 ci sono 2 casi di violenza, di aggressività di questo 33enne nei confronti del fratello, perché nella casa proprio accanto a quella di Vincenza abitava la famiglia del suo assassino, del suo presunto assassino, la madre e il padre, il fratello minore. C'era stato per 2 volte sono dovuti intervenire le forze dell'ordine per calmare gli animi, e in una di queste occasioni c'era proprio la presenza di Vincenza, che aveva cercato insomma di calmare il ragazzo. Forse questo potrebbe essere il motivo dell'odio che lui ha accumulato verso Vincenza. Poi la famiglia del ragazzo si è trasferita in Spagna, quindi padre, madre e il fratello si sono trasferiti in Spagna per lavorare, e lui era rimasto ad abitare per un periodo proprio nella casa accanto a quella di Vincenza da solo. Questo fino il 1 di luglio, perché il 1 di luglio lui acquista il biglietto per tornare in Venezuela e fa il trasloco, lascia la casa. L'1 di luglio, quindi dopo il trasloco, si trasferisce a Vedelago, dove c'è un cugino di primo o secondo grado, un parente, dorme lì e però acquista il biglietto per tornare in Venezuela. E cosa succede? Lui il 2 l'aspetta a quel famoso incrocio dove sembra che le telecamere che lo hanno proprio immortalato, aspetta dalle 4:30 Vincenza finché lei dal lavoro torna, la avvicina, anche lui è in bicicletta, si parlano. Lui la convince ad andare in questo casolare, quindi a deviare la strada, perché era quasi arrivato a casa sua, deviare la strada, arrivare in questo casolare, un pretesto qualsiasi. Poteva anche, ci dicevano magari avergli detto che c'erano ancora dei mobili che lui voleva vendere, perché lei era presente anche quando lui ha fatto il trasloco. Sta di fatto che lei va tranquillamente in quel casolare lui la uccide,
la accoltella, la uccide, poi riprende, quindi si vedono loro due entrare nel casolare insieme e poi si vede uscire lui da solo, prende la bicicletta e torna a Vedelago dai cugini dove dorme, biglietto già in mano, parte il giorno dopo per il Venezuela via Madrid. Lui si ferma a Madrid dove abitano dove lavorano e abitano ora, dove abita ora la famiglia, rimane probabilmente, sembra, una decina di giorni fino a quando si torna, riprende l'aereo e torna in Venezuela, in un paesino del Venezuela. Qui lui insomma pensa di essere al sicuro, invece l'Interpol lo rintraccia, viene messo in arresto intanto preventivo, perché ovviamente adesso parte tutta l'iter burocratica dall'Italia, l'estradizione, però diceva il procuratore ci vorranno alcuni mesi prima di poterlo riportare in Italia. Lui comunque viene arrestato, non dice nulla. Una personalità inquietante, pericolosa, aggressiva, questo è quello che hanno raccontato anche un po' le persone che lo conoscevano. Appunto aveva litigato, aveva discusso, era stato violento tanto da dover chiamare anche le forze dell'ordine, anche con i familiari. Perché l'abbia uccisa, diceva il procuratore, purtroppo siamo di fronte, da quello che abbiamo ricostruito, davvero a futili motivi. Lui probabilmente l'aveva vista in casa, probabilmente pensava che si era intromesso nelle vicende di famiglia e questo per lui è bastato per ucciderla in maniera poi brutale. Il giorno dopo, prima ancora, lui parte e il giorno dopo viene ritrovato il cadavere di Vincenza in quella casa abbandonata. Ci diceva insomma anche il capo della procura, sono state davvero indagini certosine, sono state controllate tutte le celle telefoniche che hanno appunto ricostruito il fatto che lui ha aspettato Vincenza per un bel po' di tempo in quell'incrocio, proprio per riuscire a intercettarla e poi convincerla ad andare in questo casolare. Hanno con le telecamere, con le immagini di telecamere tantissime, sia private che pubbliche, hanno seguito proprio il percorso che ha fatto Vincenza fino al casolare, fino con lui, proprio fino a quel casolare dove lui l'ha uccisa. Uno davanti e uno dietro, sembravano tranquilli, lei non sembrava pensare o aver percepito qualcosa. Lei entra in questo casolare tranquillissima, eppure lì poi accade quello che sappiamo bene, è stata uccisa. Il coltello non è mai stato trovato, però lui dopo l'omicidio è tornato a Vedelago in bicicletta, quindi può averlo buttato in qualsiasi parte, sarà difficile, e il perché e tutto il resto forse solo quest'uomo di 33 anni potrà davvero spiegarlo. Difficile, dice, è davvero una degli omicidi quasi senza davvero un perché, uccisa senza un motivo che abbia una ragione, uccisa perché lei si era, secondo lui, intromesso nella sua famiglia. Questo è insomma un po' la ricostruzione. Poi ovviamente questa sera nel corso dei telegiornali tutti i particolari di questa vicenda che ha sconvolto l'intera comunità. Edi, se non hai domande io ti restituisco la linea. Grazie Daniela per questi aggiornamenti, grazie anche al contributo tecnico di Alberto Pivetta da Treviso, dal Tribunale. Avete sentito insomma gli sviluppi di questa vicenda. Vi abbiamo fatto vedere prima del collegamento dal Tribunale di Treviso con la nostra Daniela Sizia il servizio, un rider morto in un incidente, l'ennesimo incidente stradale che ha coinvolto un rider. Lo scorso 7 settembre era stato travolto mentre stava finendo proprio il suo turno di lavoro, una morte che tutta la categoria ha condannato, ovviamente, perché è una categoria non protetta quanto basta. Per noi questa è poi stata una vicenda che ha smosso molte coscienze. Questa mattina c'è infatti in corso una manifestazione a Padova e c'è con noi la nostra Valentina Visentina, che vedo in compagnia di un ospite. Buongiorno, in piazza Mazzini.
Sì, buongiorno Eddie, da Padova, Piazza Mazzini per la terza giornata di mobilitazione della categoria dei rider scossi dopo la morte del loro collega travolto da un'auto mentre stava completando il suo turno di lavoro. Terzo giorno di mobilitazione in attesa anche di un incontro con i gestori delle piattaforme sotto accusa, perché ovviamente si parla di tutela del lavoro, carente se non praticamente assente per questa categoria, e soprattutto del costo del lavoro, una categoria che è sottopagata. Quanto vengono pagati? Qui con me c'è Mirko Romanato della CGIL. Quanto vengono pagati questi lavoratori di fatto considerati lavoratori autonomi? Sì, la paga base per Glovo per una consegna è di 3 euro e poi ci sono 37 centesimi di rimborso chilometrico per ogni consegna, e quindi la richiesta è appunto di passare da 3 euro, 3,50 euro la consegna e da 37 centesimi a 50 centesimi la consegna. Inoltre si chiede che ci sia un'indennità di attesa, perché siccome sono lavoratori autonomi concettualmente lavorano a cottimo se fossero dei dipendenti, e quindi più loro aspettano meno consegne fanno, quindi meno soldi percepiscono. E poi chiediamo un bonus che Glovo non dà, a differenza di Deliveroo, un bonus pioggia, perché appunto c'è l'aggravante del lavoro sotto le intemperie. Ovviamente poi i mezzi che adesso noi vediamo anche schierati alle nostre spalle sono dei lavoratori che devono anche pagarsi le varie manutenzioni. Sì, perché come abbiamo detto, essendo lavoratori autonomi, su di loro ricade un rischio di impresa, e quindi non hanno la malattia, ovviamente non hanno le ferie, non hanno il TFR, e il mezzo, nel caso in cui la bicicletta venga rubata o ci sia un incidente, è fondamentalmente un problema loro. Oggi c'è questo incontro con alcuni responsabili di Glovo, ma se non si ottiene quello che voi chiedete, la mobilitazione continua. Qual è lo stato di agitazione? I ragazzi sono estremamente convinti. Prima ho parlato con loro sono sicuri di continuare anche una settimana con questo sciopero, quindi noi speriamo di ottenere delle risposte concrete da Glovo nel minor tempo possibile. Al momento sono bloccate le consegne. Sono bloccate, e l'app di Glovo infatti se ci si prova a connettere c'è la scritta che ci sono troppe consegne. Mobilitazione dunque ad oltranza, vi terremo aggiornati. Intanto da Padova è tutto, linea allo studio. Valentina, grazie anche al tuo ospite. Noi proseguiamo intanto con la cronaca sempre da Treviso. Restano gravi le condizioni del tifoso del Treviso Calcio, caduto 2 sere fa dalla gradinata dello stadio Tenni durante i festeggiamenti per il gol del pareggio dei padroni di casa. Vediamo il servizio di Francesca Bozza. È ricoverato in terapia intensiva in condizioni gravi ma stabili il tifoso di 52 anni del Treviso, caduto ieri sera dalla gradinata dello stadio Tenni. L'incidente pochi istanti prima del fischio finale dell'incontro. I biancocelesti hanno appena segnato il gol dell'1-1 contro il Bassano. La gioia dei supporter trevigiani esplode. Tutti si precipitano giù dai gradoni verso la rete che delimita il campo. Poi il dramma, come racconta una tifosa. Io ho soltanto visto che un ultras andava dai carabinieri a chiedere appunto aiuto, i carabinieri, e poi sono arrivati altri. Allora ho guardato e c'era questo uomo per terra che già non si muoveva, e già là io ho capito la gravità della cosa, perché proprio non si muoveva. Il tifoso, nel festeggiare la rete dei padroni di casa, probabilmente anche a causa della pioggia che avrebbe reso sdrucciolevoli le gradinate, sarebbe scivolato per qualche metro sbattendo violentemente la testa. Il 52enne privo di sensi è stato soccorso e intubato sul posto, poi trasportato dai sanitari del SUEM all'ospedale di Treviso, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. La società, la squadra e tutti i tifosi sono al tuo fianco, forza Ale. Così Treviso Calcio, con un post sui social, ha voluto far sentire la propria vicinanza al 52enne e alla sua famiglia, in attesa di buone notizie dal Cafoncello. Dramma nel mondo del calcio. L'ex giocatore del Treviso, Andrea Capone, è stato trovato morto all'interno della sua stanza d'hotel a Cagliari. Sul corpo del 43enne è stata rinvenuta una vistosa ferita alla testa e sono in corso approfondimenti da parte della polizia e del medico legale sulle cause del decesso. Capone aveva vestito le maglie di Treviso e Vicenza. Con i biancocelesti aveva disputato la stagione 2004-2005 in Serie B.
In poco dopo le 6 di ieri mattina i vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti lungo la regionale 53 Castellana Paese, all'altezza della rotonda del BHR Hotel. Un'Audi A6 condotta da un 21enne con a fianco una coetanea è uscita di strada ribaltandosi. La squadra dei vigili del fuoco, arrivata da Treviso, ha messo in sicurezza l'auto e liberato il ragazzo rimasto incastrato con un arto. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM, stabilizzato e trasferito in ospedale, così pure la giovane che era con lui per ferite lievi. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora. E un altro fatto di cronaca che coinvolge un giovane ragazzo, un 32enne di San Biagio di Callalta. Andiamo sul sito di Treviso Today. Un incidente con la moto in Umbria, perde la vita Nicola Pillon, 32enne di San Biagio di Callalta, paese in lutto per la sua scomparsa improvvisa. Il giovane era un ingegnere che ha perso la vita nel tardo pomeriggio di venerdì 27 settembre lungo via Perugia, appunto in Umbria, una strada che unisce Passaggio di Bettona a Cannari, insieme a lui il cugino. Secondo le prime ricostruzioni era a fare un giro della regione con il cugino appassionato come lui di moto, un sorpasso di un camion e uno scontro con un'auto in immissione da un incrocio, da una strada laterale comunque che il giovane 32enne non avrebbe visto. Il cugino, che era andato avanti non vedendo arrivare il suo parente, è tornato indietro trovando poi il mezzo a terra e anche il ragazzo. Questo dunque, avremo ulteriori aggiornamenti nel corso dei nostri telegiornali di questa sera. Noi rimaniamo a Treviso invece, perché sono 238 le persone rispetto alle 160 che il carcere, parliamo di carcere di Santabona, potrebbe ospitare. 11 persone per cella sul letti a Castello che toccano il soffitto, condizioni igieniche e personale scarso e condizioni igieniche degradanti. Il sopralluogo di Nessuno Tocchi Caino con le associazioni radicali del Veneto e alcuni consiglieri regionali restituisce un'amara fotografia di quello che è il carcere a Treviso. Come fanno a vivere in 11 in una cella di, saranno 15 metri quadrati, 3 livelli di letti a castello, un bagno e in condizioni veramente sfidanti. Io mi auguro che presto si riesca a trovare il modo di alleggerire la situazione, perché privare la libertà non vuol dire privare la dignità delle persone. Quasi la totalità dei detenuti fa uso di psicofarmaci e questo ce la dice lunga della difficoltà di vivere. È un'istantanea impietosa quella che viene restituita dalla visita del carcere di Santabona, organizzata dall'associazione Nessuno Tocchi Caino, a cui hanno preso parte anche alcuni consiglieri regionali e le consigliere comunali Antonella Tocchetto e Carlotta Bazza. Un sovraffollamento che i numeri raccontano in modo inequivocabile. Sono 238 le persone ospitate dalla struttura sui 160 posti disponibili. Una questione che naturalmente si riversa anche sul servizio psicologico. Sono presenti 238 detenuti e lo psichiatra è presente per 4 ore settimanali per 238 detenuti. È evidente che così è impossibile prevedere o inserire in un percorso di cura anche le persone più fragili, che presentano più fragilità, ad esempio quelle psichiatriche e psicologiche. Lo scorso anno ci fu anche un suicidio proprio nel carcere di Treviso, totalmente imprevisto perché la persona non aveva dato nessun segno di fragilità. È difficile intercettare il malessere, il disagio psicosociale e ribadisco, il carcere ad oggi, oltre a essere criminogeno, è anche insalubre. La situazione si riflette anche sugli operatori interni alla struttura, sottoposti a turni massacranti e ad un degrado costante, frutto del sovraffollamento e delle strutture fatiscenti. Si prendesse cura lo Stato dei suoi servitori, costretti a un lavoro massacrante, umiliante, degradante, alla vista continua e quotidiana del degrado in cui vivono persone, esseri umani. Si occupasse di loro, se si occupasse dei detenenti, lo Stato probabilmente per effetto, perché c'è il contagio, per effetto starebbero meglio anche i detenuti. Andiamo a Mestre, perché sabato in 10.000 sono scesi in corteo per rendere omaggio a Giacomo Gobbato, il 26enne accoltellato a morte nel tentativo di difendere
Una donna aggredita da un rapinatore armato, un fiume di gente in corteo. Primi tra tutti i familiari di Jack e i giovani del centro sociale Rivolta a cui apparteneva. Per la sicurezza nel nome del 26enne al grido di Riprendiamoci la città, con aperte critiche dall'amministrazione comunale Brugnaro e al degrado dilagante. Oggi sarà invece il giorno dei funerali di Giacomo, le esequie alle 15 a Jesolo nella chiesa di Santi Liberale e Mauro di Piazza Milano, dove il giovane era cresciuto prima di trasferirsi a Marghera. Sarà giorno di lutto cittadino sia a Venezia che a Jesolo. E sentiamo le parole dell'amico che era insieme a Giacomo quella sera, Sebastiano Bergamaschi, rimasto ferito a una gamba, che commenta le parole con cui il sindaco Brugnaro ha bollato questa protesta di sabato. Il sindaco ha detto che oggi chi sfila oggi è chi sta dalla parte di chi ha il coltello. Vabbè, sulle parole del sindaco sinceramente non commento, perché penso che si commentino da sole e credo che anche tante persone che l'abbiano votato si stiano rendendo conto degli anni che ha dedicato a prendere in giro le persone, a illuderle di avere la soluzione in tasca, mentre dopo 9 anni è evidente che questa soluzione non ce l'abbia. Inviterei a un religioso silenzio, ma evidentemente il sindaco non è in grado neanche di avere un minimo di decenza. Ma la risposta di oggi sarà chiara e evidente. Noi l'abbiamo detto più volte, la manifestazione di oggi porta in piazza temi già citati e sicuramente non si portano in piazza per usare quello che è successo, ma al contrario si portano in piazza queste tematiche per rendere onore alla vita e alla morte di Giacomo, per un motivo molto semplice. Quelle politiche che la città chiede da anni sono politiche che potrebbero aver salvato la vita di Giacomo se fossero state applicate prima, e potrebbero salvare altre vite se verranno applicate nel più breve tempo possibile. Questo è quello che cerchiamo di dire. Ieri un dipendente della CTV è stato attaccato da delle borseggiatrici dopo che aveva sventato un tentativo di borseggio, e lui ha detto: io non mi giro dall'altra parte. Sembra quasi un omaggio a quello che diceva anche Giacomo. Speriamo che quello che è successo riesca a creare un risveglio nelle tante persone, sicuramente nel reagire, ma nel reagire senza alimentare dinamiche d'odio, reagire e puntare, dedicare le proprie energie, sicuramente non girarsi dall'altra parte, ma parallelamente, se vogliamo dare una risposta concreta e che duri nel tempo, dobbiamo riprendere in mano una comunità che sicuramente è stata abbandonata a se stessa, ma che spesso si è abbandonata. Nell'individualismo con cui puntano a crescere e a farci vivere, noi dobbiamo ricostruire un tessuto sociale che invece sia in grado di essere presidio fisso su questo territorio. E sono state tante le voci della politica e della società civile presenti alla manifestazione di Mestre sabato scorso per protestare contro l'operato dell'amministrazione comunale in tema del contrasto al degrado e alla sicurezza. Sentiamo. Stanno sfidando quelli che vogliono ricordare oggi Giacomo Gobbato, un ragazzo straordinario che ha perso la vita e a cui oggi dobbiamo rendere omaggio in una manifestazione di dolore pubblico. Naturalmente non è solo una manifestazione di dolore pubblico, è anche una manifestazione per chiedere una svolta a Mestre, su Mestre, maggiore sicurezza, con maggiore controllo del territorio, ma soprattutto con politiche che possano contrastare il degrado. E oggi noi siamo qui perché vogliamo testimoniare che questa manifestazione non è una manifestazione di partito, come è stato detto da qualche parte. È ovvio che qui ci sia la convergenza di partiti, sindacati, persone schierate, ma questa è una manifestazione della città, dei cittadini che vogliono una città più sicura. Questa è una manifestazione che probabilmente nasce da lontano, da quella di 1 anno e mezzo, Riprendiamoci la città, che è contro tutta la situazione che su questo territorio si sta vivendo. Quest'ultimo evento di Giacomo è veramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La città è completamente allo sbando, c'è, come ben sapete, addirittura un procedimento giudiziario in corso per i vertici del comune. È una situazione totalmente insostenibile. L'amministrazione che abbiamo purtroppo non riesce a risolvere tantissimi problemi, che sia la sicurezza, che sia l'assistenza sociale, che sia il valore del territorio per i residenti e gli abitanti, che siano residenti o nuovi residenti, ed è per questo che è bene mettersi tutti insieme per ricordare all'amministrazione, sperando che cambi, per cambiare strada.
Piazza Ferretto, tutti insieme! Questo dunque quanto accaduto sabato a Mestre. Ci spostiamo sull'home page del Corriere del Veneto. Intanto per andare a Vicenza, operazioni in nero per 460.000 euro e auto scaricata dalle spese della clinica chirurgo plastico, denunciato le operazioni dal 2019 al 2023 in una struttura intestata alla moglie, scaricate spese non deducibili per oltre 300.000 euro. Questo dunque la cronaca per quanto riguarda le notizie finanziarie dal Vicentino. Noi intanto ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e ci vediamo tra poco ancora con tante notizie dal territorio. Eccoci in diretta in studio, prima edizione lunedì 30 settembre insieme fino alle 13:30. Noi torniamo a Treviso per parlare di elezioni provinciali perché è stato eletto il nuovo consiglio che affiancherà il presidente Stefano Marcon nel suo mandato, 2 posti in più per Fratelli d'Italia, 6 consiglieri della Lega, 3 per Forza Italia e altrettanti al centrosinistra, grande esclusa la consigliera comunale del PD di Treviso, Antonella Tocchetto. Sentiamo le prime parole del presidente Marcon sulla affluenza alle urne e sulle riforme da fare. Il mio vuole essere un commento positivo. Il dato dell'84,23% di affluenza è un dato che testimonia l'alta partecipazione che c'è stata a questa tornata elettorale ed è un messaggio che vogliamo mandare anche ai nostri cittadini, e cioè che quando serve bisogna andare a votare. La composizione a breve sarà formalizzata e fra 10 giorni convoco il Consiglio e entro i 10 giorni successivi farò la convalida degli eletti. Ai nuovi consiglieri ho detto che dobbiamo lavorare a regole vigenti, quindi con le regole che ci sono non è che abbiamo grandi strumenti. Spero di poter contare nella trasversalità di tutti per portare questa provincia assieme a tutti gli altri a quella riforma che fa bisogno e che chiamiamo da tempo. E ora subito a Venezia con la nostra Ilaria Marchiori a parlare di moto ondoso ed è proprio sul ciglio di un canale che vedo. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno a te Edi, buongiorno ai nostri telespettatori. Si torna a parlare di moto ondoso, anche se per la verità non si è mai smesso con le numerosissime proteste che abbiamo seguito, ormai si potrebbe dire nel corso degli ultimi anni, eppure sembra che nulla sia cambiato, anzi la situazione sta peggiorando secondo quanto stanno sostenendo tutte le parti in causa, tra i residenti, i cittadini, chi si trova ogni giorno a navigare sul Canal Grande, associazioni remiere e ora anche Arrigo Cipriani che, pensate, ha querelato Comune Capitaneria di Porto accusandoli di consentire a chiunque di imperversare, proprio le sue parole, tra i canali della città causando disagi e pericoli. Una situazione, ha detto Arrigo Cipriani, che è diventata davvero insostenibile. Ma sentiamolo proprio nelle sue parole, l'abbiamo intervistato poco fa, quindi sentiamo che cosa ha dichiarato Arrigo Cipriani e qui da Venezia nel frattempo restituisco la linea allo studio. Arrigo Cipriani, lei ha presentato una querela a Capitaneria di Porto e Comune di Venezia. Per quale motivo, cosa succede? Le dirò che io abito di fronte al canale della Giudecca e il canale della Giudecca è diventato l'Oceano Pacifico, insomma non si può più circolare, con una barca a remi è impossibile attraversarlo. È molto difficile stare in piedi sui pontili perché i pontili ondeggiano continuamente, ma soprattutto è proprio le dimensioni delle onde. E poi c'è anche le rive, sono diventate che quelle impraticabili, con una marea normale a 80 cm, 70 cm le onde scavalcano e per cui bagnano i piedi. È diventata una roba che non sembra neanche essere Venezia, vi dico. Senta, si parla di moto ondoso ormai da tantissimo tempo e la situazione sembra che non si risolva, anzi. No, non è successo niente in effetti, forse è peggiorata, anzi, perché adesso ci sono questi barconi che portano i turisti dal Tronchetto oppure da Fusina in piazza San Marco, che quando sono carichi di gente, in più sono anche degli scafi non fatti per portare la gente, sono scafi che fanno delle onde particolarmente alte. E per cui è peggiorata molto la situazione. Ecco. E quindi lei ha deciso dunque di procedere legalmente per vedere se si smuove qualcosa?
Ma sì, ho visto che poi c'è tanti che si muovono, ci sono le remiere, perché è un problema che ormai è noto a tutti, va bene, ecco, però non si muove niente, ho detto va bene, provo io. Lei tra l'altro aveva già provato a fare qualcosa per il suo locale, però è stata una proposta che poi è stata bocciata. Ci può dire di che cosa si tratta? Sì, all'Eris Dolci, dove abbiamo un plateatico, ed è un ristorante che praticamente si svolge lungo la riva perché c'è la vista più bella di Venezia. Da Venezia si vede la Giudecca, che è bella, ma però non bella come Venezia, dalla Giudecca si vede Venezia. E lì da tanti anni, perché io ho aperto nel 1983, dunque, però abbiamo, ed è aumentato molto in questi ultimi anni, abbiamo questo problema che la gente che sta mangiando ha l'acqua sui piedi molto spesso. Allora io ho messo, negli anni scorsi avevo messo una specie di barriera di legno, ma molto bassa, di 20-30 cm. Quest'anno ho messo quello che si chiama i bottazzi, cioè un legno invece messo orizzontale che rompe l'onda quando viene su, in maniera che eviti il sorpasso. Questo è stato bocciato, per l'amor di Dio, non va bene, non lo vede nessuno, però è stato bocciato. Perché gliel'hanno bocciato? Perché intaccava il decoro? Questa è stata la motivazione? Sì, per il decoro, ecco, che è un decoro che è quasi sotto acqua, evidentemente c'è un decoro anche sotto il livello del mare, si sarà probabilmente. Senta Cipriani, lei che cosa si aspetta di ottenere con questa querela? Io l'ho fatta per vedere, di muovere anche un po' l'opinione pubblica che esiste già, e io credo che sono quelle cose che la gente non inizia anche per pigrizia, perché ha altre cose da fare, insomma. Io spero tanto che mi vengano dietro in tanti e cambiare la situazione. Grazie ad Arrigo Cipriani. Questo dunque il contributo realizzato dai nostri colleghi di Venezia per quanto riguarda il moto ondoso, ma rimaniamo invece nel veneziano con una notizia arrivata poco fa in redazione. La polizia stradale di Venezia ha arrestato 2 trasportatori sospettati di furto di circa 500 litri di carburante sull'autostrada A4. Gli agenti impegnati in un servizio di controllo lungo l'autostrada nei pressi del comune di Dolo hanno scoperto un autoarticolato in sosta con la portiera aperta, il motore acceso e le luci spente, posizionato dietro a un altro articolato dal cui serbatoio fuori usciva un tubo di plastica. Accanto al veicolo inoltre i poliziotti hanno notato 2 persone, uno dei quali stava armeggiando con degli attrezzi. Ovviamente i controlli hanno dato l'esito riportato. Quindi un tentativo di furto di circa 500 litri di carburante in autostrada. E ora invece noi torniamo nel Trevigiano, a Treviso, precisamente al Sant'Artemio, per l'assemblea congressuale dell'Anci Veneto per la rielezione del presidente Mario Conte, che suona la carica dei sindaci parlando di questione settentrionale di politica che si deve ispirare ai primi cittadini. Cari sindaci, la nostra è una filosofia di vita, lo sappiamo bene, quando diventi sindaco resti sindaco per tutta la vita, però credo che in questa fase storica questa filosofia debba diventare anche una filosofia politica, perché il paese nostro in questo periodo particolarmente complicato ha bisogno di questi ideali, di questi valori e di questa qualità amministrativa. Lancia dal palco della 17ª Assemblea regionale dell'Anci il partito dei sindaci. Mario Conte, primo cittadino di Treviso rieletto all'unanimità alla guida dell'Associazione dei Comuni. Chiama alla mobilitazione i primi cittadini di ogni appartenenza politica. Il governo deve ascoltare le istanze dei territori. Forse la politica oggi deve tornare ad ispirarsi ai sindaci. Abbiamo bisogno di essere sostenuti e ci mettiamo a disposizione per qualsiasi tipo di progetto, purché metta al centro i cittadini e le loro esigenze. Il suo sembrava il discorso di un presidente di regione. No, è sicuramente il discorso del presidente dell'Anci Veneto, che però rappresenta davvero tanta qualità. All'unanimità ha votato il nuovo ufficio di presidenza. Vicepresidente vicario è il Dem Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza. Vicepresidenti Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo, Eric Pasqualon, sindaco di Carmignano di Brenta, Elisa Venturini, consigliera comunale di Casalserugo. Il partito dei sindaci non ha un colore di un partito politico, tanto che anche in questi anni Mario
Mario Conte, da presidente dell'ANCI, con un governo o con l'altro, ha sempre saputo tenere il punto e anche dire con forza quando le cose decise dai governi, anche del suo stesso colore politico, non andavano bene. I tagli ai comuni, la difesa dei territori dal dissesto idrogeologico, la denatalità, il calo demografico. Conte tocca i temi d'attualità e rilancia un suo cavallo di battaglia. Penso francamente che sia giunto anche il momento di porre una questione settentrionale, perché fatico a spiegarmi questa dinamica tutta italiana di bistrattare le cose che funzionano troppo bene. Il comune Siamo arrivati a un punto dove, se dovessero arrivare ulteriori tagli, saremo costretti a tagliare i servizi ai nostri cittadini, quindi è una vera e propria emergenza. Le nostre comunità hanno delle esigenze e noi a quelle dobbiamo rispondere. Per far questo abbiamo bisogno di fondi, non di tagli. Votati anche i delegati veneti in vista dell'assemblea annuale dell'ANCI dal 20 al 22 novembre a Torino, dove si eleggerà il nuovo presidente. Il presidente vicario Roberto Pella crede fermamente nel ruolo di ANCI nel confronto col governo. Ci sono state delle grosse aperture nei confronti dei territori, con una volontà di procedere a non apportare tagli. Credo che ANCI debba lavorare con questo rapporto di rispetto istituzionale nel portare quelle che sono le esigenze, ma tenuto conto di quella che deve essere una condivisione, con un unico scopo, che non ha interesse chi vince, ma interesse quello che vincono i cittadini. L'aspetto politico delle nomine in ANCI e le istanze dei territori, dalle montagne al mare alle città turistiche. Le voci dal Congresso. Con la riconferma di Mario Conte credo che sia stato un atto molto significativo proporre come vicepresidente vicario Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, in una logica di governo unitario di un'associazione così importante come questa. I comuni sono essenziali nel governo del territorio, nel rapporto con i cittadini, per tante questioni, dal PNRR al disagio giovanile. Quindi il governo non li può abbandonare, non li può lasciare a se stessi. La questione politica, il ticket Conte-Possamai alla guida dell'ANCI Veneto, con il grazie del presidente riconfermato alle segreterie dei partiti per aver trovato una quadra che consenta ampia rappresentatività nel territorio. Credo che ANCI sia cresciuta molto in questi ultimi anni, grazie anche all'apporto di nuovi amministratori e anche a un nuovo modo di relazionarsi, specie con gli organi centrali. Per cui la vedo molto bene, vedo che c'è molto entusiasmo, c'è molta voglia di entrare e questo sicuramente lascia ben sperare per il prosieguo. Voci dal Congresso dell'Associazione dei Comuni che nei temi toccati da Conte, dalle risorse finanziarie al disagio giovanile, dalla denatalità al dissesto idrogeologico, si riconosce a prescindere dall'appartenenza politica. Il tema dei tagli che per la prima volta dopo 8 anni interessano gli enti comunali e questo legato almeno per quanto ci riguarda, ma non siamo i soli, ad avere una carenza di personale col turnover che è bloccato. Purtroppo dal punto di vista economico-finanziario l'auspicio è che grazie al lavoro dell'ANCI soprattutto il governo dia e presti attenzione a quelle che sono le nostre esigenze e soprattutto riesca a supportarci dal punto di vista finanziario, cercando di limitare al massimo almeno il fondo di solidarietà, che per noi diventa un problema insostenibile. Fondamentale, ha accennato Conte, ampliare la finalità della tassa di soggiorno a sicurezza e pulizia, orientamento sposato in pieno dal sindaco di Jesolo Christopher De Zotti, neo vicepresidente ANCI. Da un lato c'è la condivisione dei fini, che è quella di allargare anche le destinazioni di spesa, prevedendo anche la sicurezza e il decoro del territorio, quindi una richiesta che arrivava dai comuni turistici da tanti anni. Dall'altro lato però dovremo essere attenti che le modifiche non comportino un rischio sui fronti delle riscossioni dell'entrata, quindi dovrà essere garantita la stabilità del gettito, perché è fondamentale per i nostri bilanci. Torniamo sul caso dell'aggressione del marinaio colpito da una bottiglia in testa da 2 ladri che aveva fermato il marinaio un borseggio a bordo. I sindacati chiedono interventi drastici per tutelare i lavoratori. Quello che è successo è gravissimo. Dico subito che nessuno vuole premi. No al premietto, no a questo, no a quello, perché è stato salvato uno scippo, la bottiglia in testa, no, non voglio niente. Io voglio un premio solo, l'attuazione del piano di emergenza sicurezza che è stato firmato con le sigle sindacali il 7 giugno. Perché ormai il nostro lavoro non è più un lavoro usurante, è un lavoro pericoloso. Quello che mi fa
più male che a fianco avevo un bambino con una carrozzella. Se questa non ho neanche la definizione per chiamarla, se questa disgraziata sbaglia mira e mi becca il bambino in carrozzino, lo sfigura per tutta la vita. Il giorno dopo l'aggressione al marinaio Filippo Lazzarini, colpito da una bottigliata in testa da 2 ladri perché ha evitato un loro borseggio sul vaporetto della linea 1 a Venezia, i sindacati chiedono un incontro urgente in prefettura sul tema della sicurezza sia dei lavoratori che dei passeggeri. Alberto Cancian, sindacalista USB, è preoccupato. È un episodio gravissimo ed è uno dei tanti episodi di aggressioni verbali e, come in questo caso, anche fisiche, che i nostri marinai e i piloti, ma anche gli autisti del servizio degli autobus subiscono ogni giorno. Segno che bisogna fare qualcosa e bisogna farlo in fretta. Si chiede subito un tavolo che in prefettura e cercare di trovare delle soluzioni affinché episodi tali non accadano più. Naturalmente va al marinaio, va tutta la nostra solidarietà e speriamo che sia solamente l'ultimo di episodi gravi. Allarma anche l'escalation di violenza di questi episodi, sempre più gravi. Quello che è successo ieri fa riflettere, perché gli episodi di borseggi all'interno di vaporetti purtroppo sono in aumento. Ci sono sempre stati, però mai come questi giorni. E si nota anche l'aggressività di coloro i quali sfruttano la folla per poter rubare qualcosa. Segno che anche questo un cambio dei tempi, sono diventati anche aggressivi adesso, quindi bisogna correre ai ripari. Il dibattito dunque è aperto, ma servono soprattutto risposte concrete. Le associazioni e comitati sono tornati in piazza assieme alla CGIL a Verona in una nuova manifestazione regionale per la difesa del diritto alla salute e contro la privatizzazione della sanità. Sì alla salvaguardia e al rafforzamento del sistema sociosanitario pubblico e universale. Stop al progressivo peggioramento della qualità di servizi e prestazioni. La CGIL, diverse associazioni e comitati del territorio tornano in piazza dopo Padova, Vicenza, Belluno e Mestre con una manifestazione regionale a Verona per chiedere un radicale cambiamento di rotta delle politiche sanitarie in Italia e nel Veneto. Tutti devono avere diritto a una salute pubblica e universale. La sanità deve dare una risposta a queste esigenze, anche la sanità veneta. I tagli che ci sono e che ci sono stati stanno facendo implodere il sistema anche in Veneto. Abbiamo bisogno invece di risposte e non di una sanità che discrimini i cittadini tra chi può permettersela e chi no. La salute è un diritto, sostengono i manifestanti, e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza deve essere garantita a tutti. Ed è l'importanza della sanità di base territoriale che risparmierebbe alla sanità pubblica tantissime risorse, quindi l'importante è aiutare le persone, specialmente quelle che non hanno diritto al tesserino sanitario, al codice fiscale, e sono tutte pastoie burocratiche che danno questi problemi. I manifestanti scandiscono 3 no. No al definanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, no alle lunghe liste d'attesa, no alla privatizzazione e all'autonomia differenziata. Purtroppo ci sono le avvisaglie in Veneto della riconversione della sanità pubblica in sanità privata, tant'è che il Veneto è la prima regione, occupa il primo posto per quanto riguarda la spesa sanitaria privata. Ai ferrovieri residenti chiedono al Comune maggiori risorse da investire negli spazi di aggregazione. Siamo a Vicenza, il quartiere a breve verrà stravolto infatti dai cantieri della TAV.
Al quartiere Ferrovieri è sempre più forte la domanda di spazi di aggregazione per giovani e anziani. Per raccogliere istanze dei cittadini come questa, utile per elaborare il prossimo piano degli interventi, la Giunta ha organizzato 12 incontri di Vicenza Ascolta, uno di questi proprio nella sede della ex circoscrizione 7. Noi auspichiamo che questo posto, l'ex circoscrizione 7, possa diventare sempre di più un centro di aggregazione, di promozione culturale. Stiamo partendo con dei progetti che vedono coinvolti adolescenti e anche gli anziani dell'associazione Anteas, e speriamo che appunto con i lavori di risistemazione questo posto possa tornare ad essere il cuore pulsante del quartiere. Investimenti necessari per i cittadini che chiedono fondi sia per le attività ma anche per risanare e completare la ristrutturazione dell'ex scuola Loschi, diventata luogo di aggregazione simbolico per il quartiere, un'area che nei prossimi tempi verrà stravolta dai cantieri della TAV. Sicuramente creare uno spazio dove i giovani possono rappresentare e esprimere la loro artisticità, ed è un po' questo quello che stiamo cercando di fare qui mediante non so, la realizzazione di cortometraggi, realizzazione di fotografie o comunque contenuti multimediali che sono anche forse il mezzo più vicino a loro data un po' il periodo storico in cui siamo. Ci sarà bisogno di ristrutturare il tetto. Sarebbe bello poter anche migliorare la facciata di questo spazio per comunque promuovere anche la bellezza del luogo, della cultura che c'è qui dentro. E naturalmente i cambiamenti anche di natura urbanistica che subirà il quartiere influiranno su tantissime cose. Anche io insomma sto molto pensando al mio futuro e la mia permanenza qui a Ferrovieri, che insomma è un quartiere in cui mi sono sempre trovata molto bene. Gli spazi verdi di questo quartiere vanno tutelati, sono importanti sia per la città ma per i quartieri in particolare. In questo periodo molte sono state le attività svolte all'interno di questi luoghi verdi che hanno raccolto l'adesione del quartiere, e quindi si è potuto stare insieme, mangiare insieme, conoscere insieme, e credo che sia un valore per la città oltre che per il quartiere stesso. E ora a Bassano del Grappa, dove c'è per noi la nostra Vanessa Banzato, un tavolo tra comune e associazione per aprire dei lavori per abbattere le barriere architettoniche. Di questo parliamo. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Ci troviamo in realtà a Cittadella, perché proprio a Cittadella si aprono le porte di questo tavolo tra comune, con me proprio il sindaco Luca Pierobone e l'associazione Cross Abili e tanti altri gruppi che si occupano soprattutto di persone con disabilità e abbattimento delle barriere architettoniche, per rendere, sindaco, la città sempre più fruibile a chiunque, soprattutto in vista anche delle tantissime manifestazioni che d'ora in poi, da adesso in poi partiranno qui a Cittadella, una su tutte la prossimissima Fiera Franca. Sì, diciamo che ormai da qualche anno collaboriamo con Mattia Catapan, che saluto visto che non sta tanto bene, e con i Crossabili per appunto fare delle manifestazioni che portino in piazza i nostri ragazzi, le nostre ragazze con problematiche di disabilità, per farli vivere insomma dei momenti particolari. Però è chiaro che non possiamo fermarci qua, e quest'anno con il Crossabili Show si è provato un esperimento un po' particolare, che è stato quello di fare un evento musicale alla sera con Sbronzatissimi, quindi una manifestazione molto conosciuta dai più giovani, tra i più giovani, con un'area davanti il palco riservata appunto ai ragazzi con la disabilità. E lì si è iniziato a ragionare dicendo: ma perché non ragioniamo su tutte le altre manifestazioni, cercando di rendere fruibili queste manifestazioni a chi ha determinati tipi di problematiche. E quindi in questi giorni ci troveremo appunto con Mattia Catapani e con i suoi tecnici per ragionare appunto sulla Fiera Franca, un evento importantissimo perché siamo oltre le 100.000 persone che arrivano nel nostro centro storico, nelle vie vicine, quindi potete immaginare quanto è difficile muoversi, ma abbiamo la voglia di trovare una possibilità per far sì che le persone con scarsa mobilità possano venire alla Fiera Franca e godersi la Fiera Franca. Ecco, tra l'altro la questione dell'abbattimento delle barriere architettoniche è una questione che si sta protraendo da diverso tempo ed è sta diventando davvero un imperativo a cui devono puntare
tutte le amministrazioni comunali? Beh, le amministrazioni comunali devono aver approvato il PEBA, noi per fortuna siamo messi abbastanza bene, ecco, con la questione delle barriere architettoniche, perché poi ci devono essere fatti tutta una serie di lavori, però qui parliamo di immobili pubblici, quindi di immobili che sono di proprietà comunale. L'altro grande lavoro da fare è quello di rendere accessibili tutte le attività economiche, perché mentre quelle più recenti hanno sicuramente l'abbattimento delle barriere architettoniche, ci sono quelle magari soprattutto nei centri storici come Cittadella che hanno magari creano delle difficoltà a chi in carrozzina, a chi ha scarsa mobilità, e quindi il grosso lavoro che vogliamo fare anche con Mattia è quello di riuscire ad intercettare tutte queste attività e far sì che queste attività si mettano a posto, o con una rampetta o con un qualcosa che permetta a chi è in carrozzina o comunque scarsa mobilità di accedere al servizio, che è la cosa fondamentale. Certo è che fondamentale è un'altra cosa, ovvero l'ascolto di chi ha più esperienza, di chi si trova magari ad affrontare quotidianamente un problema di mobilità, e non è una cosa così scontata che un'amministrazione si metta ad ascoltare chi ha bisogno. Sì, non ci rendiamo conto perché non proviamo sulla nostra pelle cosa vuol dire, e quindi bisogna per forza confrontarsi con chi quotidianamente vive queste difficoltà, ed è molto semplice perché queste persone si presentano sempre anche un po' in punta di piedi, mai obbligando ma chiedendo di avere la possibilità di essere ascoltati per pian pianino assieme risolvere i problemi. Io penso che su questo argomento, se tutti facciamo un qualcosina, in poco tempo riusciremo comunque a rendere la vita molto più semplice a tante persone. Insomma, quindi adesso aspettiamo la Fiera Franca ad ottobre, quando è esattamente? Beh, la quarta domenica di ottobre, come sempre, come ogni anno, quindi quarta domenica di ottobre ci sarà la Fiera Franca. Ecco, aspettiamo di conseguenza questo appuntamento attesissimo non soltanto da chi vive a Cittadella, per vedere insomma come cambieranno le cose. Hai sentito anche tu da studio, c'è davvero fondamentale il bisogno che ci sia questo ascolto, questa collaborazione, questa rete tra amministratori e associazioni, gruppi, persone, privati. Insomma, chissà davvero che quest'anno la Fiera Franca anche parli un linguaggio completamente diverso. Da Cittadella per il momento è tutto, ti ricevo la linea. Grazie Vanessa al sindaco e a Simone Merlo che ha curato la parte tecnica. Rimaniamo nel Vicentino per l'attesa del giubileo a 600 anni dall'apparizione della Madonna di Monteberico. Il comune di Vicenza presenta il progetto per il restauro degli storici portici che collegano il santuario alla città. L'obiettivo è usufruire dei fondi dell'8 per 1000. Per noi il contributo realizzato dai colleghi Daniele Garbini e Andrea Benetti. A Monteberico un'importante novità per quanto riguarda il restauro dei portici, come l'assessore Cristiano Spiller. Buongiorno a tutti. Ecco, è importante perché è un lavoro che insomma, la città aspetta da tanto tempo e anche in prospettiva del giubileo. È un appuntamento appunto religioso ma soprattutto sociale e culturale della città, per cui andava fatto questo intervento di un importo effettivamente consistente, e anche i lavori saranno impegnativi, verranno divisi in 3 stralci. In particolare li ha presentati oggi l'amministrazione comunale, vero assessore? Abbiamo presentato in questi giorni un progetto esecutivo per il restauro dell'intero tratto dei portici di Monteberico dall'importo di 3.800.000 euro, un importo molto considerevole e per il quale cercheremo di accedere ai contributi dell'8 per 1000. Quindi presentiamo questo progetto che prevede principalmente il rifacimento del tetto, la sanificazione degli intonaci. I portici soffrono di molta umidità derivante sia dalle infiltrazioni dal sottoterreno sia dal tetto che è in molti punti ammalorato. La speranza è appunto quello di poter accedere ai contributi dell'8 per 1000, per questo abbiamo presentato il progetto nei tempi giusti, entro il 30 settembre, per poter appunto fare richiesta per i contributi, e per questo anche l'abbiamo suddiviso in più stralci. Abbiamo chiesto e ottenuto la valutazione di interesse culturale, che era un prerequisito per accedere a questo tipo di domanda. Da oggi si parte con la presentazione del progetto, quando potrebbe essere previsto l'avvio dei lavori? Allora, prima di tutto abbiamo bisogno dei fondi. Il progetto esecutivo chiaramente è un prerequisito per poter accedere a questo tipo di fondi o a qualsiasi altra richiesta di contributo. Ora abbiamo presentato la domanda per l'8 per 1000, dovremo attendere alcuni mesi perché vengono vagliate tutte le domande che sul territorio nazionale arrivano per questo tipo di finanziamento, e quindi al momento non siamo in grado di dire quando potremo partire. Il cronoprogramma previsto dei lavori prevede un intervento
che si sviluppa nell'arco di 12 mesi. Però anche questo è un passaggio un attimo ancora da verificare, perché appunto vanno trovati i fondi, successivamente va anche trovata l'impresa o le imprese per fare il lavoro, e quindi diciamo che non è all'ordine del giorno per domani, ma è chiaro che l'avere in mano il progetto esecutivo e poter partecipare a questa richiesta di fondi è un primo passo davvero importante. Da dove si parte? Sono Tre Stralci, la parte più a valle o proprio vicino al santuario? No, abbiamo pensato di partire con la parte vicino al santuario, ma anche questo poi sono questioni che poi si valutano anche in sede di gare una volta individuata l'impresa. Allora intanto le auguriamo buon lavoro. Grazie. Ecco, e con questo, in attesa proprio della presentazione, torneremo sicuramente sull'argomento. Restituisco la linea. Grazie dunque ai colleghi di Vicenza. Prima di andare in pubblicità, una notizia arrivata poco fa in redazione, una denuncia a querela per le istituzioni apicali di Vittorio Veneto e Treviso per l'uso improprio degli autovelox privi di omologazione e assenza e carenza di piani di sicurezza delle strade urbane ed extraurbane. Denunciati sindaco, assessore, dirigente della polizia locale, prefetto e viceprefetto, nonché dirigenti della provincia di Treviso. Deferito all'autorità giudiziaria competente sull'operato dei giudici anche il giudice di pace di Conegliano, il dottor Massimo Ermellini, che ha emesso recente sentenza con la quale ha dichiarato che omologazione e approvazione sono procedure analoghe ed equivalenti ai fini della prova legale. Questa dunque è la notizia appena arrivata, approfondimenti durante le edizioni di questa sera dei nostri telegiornali. Parleremo di referendum sulla cittadinanza subito dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta in studio, prima edizione questo lunedì 30 settembre. Vi abbiamo lasciato dicendo che avremmo parlato di referendum sulla cittadinanza e ora lo facciamo insieme a Veronica Tizobe, vicepresidente del Consiglio del Comune di Verona. Saluto e presento Veronica, buongiorno. Buongiorno e grazie dell'invito. Veronica, da tempo lei è attenta a questo tema, è stata la fondatrice dell'Associazione Afro-Veronesi, un tema che la tocca da vicino e per cui si è battuta. Quindi cerchiamo di spiegare in che cosa consiste questo referendum che sappiamo che ha raggiunto quota 500.000 firme, la petizione appunto per portare poi le firme in Parlamento e poi deferire poi il referendum per il dimezzamento di fatto degli anni per la richiesta della cittadinanza. È così, questo referendum ricordiamo che si tratterebbe di un'abrogazione parziale dell'articolo 9 della legge 1992 e che appunto disciplina la cittadinanza italiana. Chiede un dimezzamento, quindi è solo una parzialità di una modifica che potrebbe entrare in vigore. Siamo riusciti a raccogliere ben 630.000 firme in pochissimo tempo. C'è stata una mobilitazione mai vista prima, nel senso che moltissimi giovani hanno partecipato e si sono sentiti di condividere quello che sostanzialmente è una condizione che, come dice il referendum, sono i figli e le figlie d'Italia, hanno in questo Stato. Sono spesso persone nate e cresciute in Italia da genitori che hanno un background migratorio. Cosa mi ha colpito di questa mobilitazione in particolare è stato il fatto che, ricordiamo, chi non ha la cittadinanza italiana non poteva sottoscriverlo di per sé, per cui hanno sottoscritto questo referendum tutte le persone che chiaramente hanno la cittadinanza italiana e quindi sono vicine a questa problematica. Sappiamo che è stata un'estate molto calda su questo dibattito, soprattutto proprio perché ci sono state diverse proposte a livello proprio del Parlamento italiano e sapete la cittadinanza è sempre stato definito un argomento divisivo ed è sempre stato un po' al centro dell'agenda politica, però non si è mai riusciti ad arrivare a una riforma. Quindi questo primo passo è di grande significato e chiaramente si tratta solo di un piccolo passo, proprio perché adesso sarà la Cassazione a valutare intanto la validità delle firme raccolte e poi che chiaramente l'ammissibilità del quesito, per poi forse arrivare ad un voto.
Abbiamo visto appunto, come diceva lei, tantissima affluenza, un voto, delle firme, scusatemi, che sono arrivate tramite firma online, quindi avendo lo SPID si poteva facilmente in pochissimi minuti dare adesione a questa proposta che ricordiamo essere iniziata, è stata appunto proposta da Riccardo Maggi di Più Europa, che appunto la quota minima è quella delle 500.000 firme, siamo andate ben oltre come lei raccontava. Possiamo parlare di un vero e proprio cambiamento anche di fare politica in questo senso? Forse non avremmo visto così tante firme se ancora la raccolta di queste sarebbe avvenuta tramite i banchetti in vari paesi, insomma nelle varie città, chissà. Esatto, mi ha colpito veramente la facilità con cui appunto siamo riusciti a raccogliere, grazie chiaramente all'utilizzo dello SPID, ma soprattutto anche forse la categoria, no? Che era quella più vicina all'utilizzo anche di quelli che sono i dispositivi digitali, perché appunto non è poi così facile sottoscrivere poi con lo SPID per chi non ha questa abilità. Per cui credo che sì, sia un nuovo modo di far politica, ma non solo, anche di far pesare quello che in questo momento chiaramente la politica non vede, cioè quello che è il paese reale, la sua composizione, e che chiaramente per chi appunto si trova a far politica in quel momento non vede come una priorità, ma è chiaro che questa mobilitazione che possiamo definire dal basso, dove mi piace sottolineare il fatto che siano proprio soprattutto i più giovani, i giovanissimi ad aver fatto sia campagna e sia ad aver aiutato a sottoscrivere con lo SPID. Credo che sia di grande utilità poter verificare come in realtà stia cambiando anche il modo di far politica. Di referendum ce ne sono stati tanti e questo secondo me è sicuramente molto interessante vedere come sia la popolazione che abbia sottoscritto sia un po' diversa, ma sia anche come la velocità e la modalità, sia appunto quella dello SPID, abbia permesso un'ampia adesione. Per cui mi tocca anche fare la parte di quella che deve stare con i piedi per terra. Il risultato sarà poi vedere chi effettivamente andrà a votare. Cerchiamo poi, ed entreremo più nello specifico, di dare un po' di numeri per dare anche un po' il senso di che cosa significhi questo cambiamento nel caso il referendum andasse in porto, insomma, in modo positivo. Lo Ius Soli, appunto, sappiamo riguarda dunque solo chi nasce in Italia e circa 500.000 persone all'anno diventano italiani per il fatto di essere nati in Italia. Invece lo Ius Scholae riguarda solo chi completa un ciclo di studi di 5 anni e coinvolge circa 135.000 persone all'anno. La proposta di Più Europa riguarda invece le persone che risiedono legalmente in Italia da almeno 5 anni e i rispettivi figli minori, che riguarderebbe 2,5 milioni di persone, 2 milioni e mezzo di persone in Italia ogni anno, più o meno di fatto, che richiedono la cittadinanza, percorso molto, molto complesso e molto anche lungo. Sì, i numeri appunto sono molto importanti, perché questo referendum darebbe chiaramente la possibilità al genitore o chi arriva al compimento dei 18 anni, perché ricordiamo poi la normativa non verrebbe variata totalmente, per cui ripeto un po' quelli che sono i requisiti per poter accedere a questo riconoscimento, che è quella della cittadinanza italiana, ossia quella di avere un reddito che chiaramente varierà in base alla composizione del nucleo familiare, di essere incensurati, di essere residenti legalmente, in questo caso con il referendum sarebbero 5 anni, e di conoscere la lingua italiana. Quindi questi aspetti non sarebbero variati se non quella della condizione della residenza legale. E appunto sarebbe un numero importante, 2,5 milioni di cittadini e di cittadine che potrebbero accedere a questo diritto. Perché? Perché chiaramente essendo un paese di immigrazione ormai l'Italia da più di 30 anni e questa legge pensata risale a 32 anni fa, darebbe così la possibilità per lo ius sanguinis di far sì che appunto i genitori possano trasmettere, una volta acquisita la cittadinanza italiana, ai propri figli e alle proprie figlie questo diritto.
Adesso, Veronica, volevo farle vedere un servizio, appunto parlando di Ius Scholae, da Roma a Feltre. Questo è una materia di dibattito, di contrasto e divisioni. Non è sembrato del tutto casuale il banchetto allestito ieri mattina in Largo Castaldi dal partito di Fratelli d'Italia. Vediamo e poi commentiamo insieme. Nel Paese si discute di diritto di cittadinanza e il nuovo neologismo è Ius Scholae, di cui si è parlato in un gazebo di Fratelli d'Italia, volto a smascherare quelle che vengono definite le menzogne dell'opposizione. Questa è la nazione nel quale si elargiscono uno straordinario numero di cittadinanze, l'anno scorso pari e superiore ai cittadini che abitano in provincia di Belluno, quindi oltre 200.000 cittadinanze. C'è una legge che funziona, che consente a chi vuole essere italiano di ottenerla con varie tipologie, o per matrimonio, o dopo 10 anni che sei in Italia, o al 18° anno d'età se i genitori prima non l'hanno richiesta, e quindi un'ampia gamma che consente appunto di oltre 200.000. Direi che quella della sinistra è una polemica strumentale su una questione che non è una priorità, non lo è per noi, ma non lo è nemmeno per loro, tant'è che quando governano non lo fanno. Incuriosisce se ne parli a Feltre, il cui consiglio comunale era stato stigmatizzato dal segretario bellunese della Lega Andrea De Bernardin per il fatto che solo Lega e Fratelli d'Italia avevano votato contro un ordine del giorno in materia proposto dalla minoranza. Secondo noi non era una priorità. Non è nel programma della città di Feltre, comunque non mi risulta che ci sia lo Ius Scholae nel programma della città di Feltre. È abbastanza strano che una maggioranza si faccia trascinare dall'opposizione in un voto di questo tipo, però io, ripeto, non contesto e non critico, prendo atto e sono felice che Fratelli d'Italia invece abbia mantenuto la posizione che è quella coerente con i propri valori e i propri ideali, è quella che ci contraddistingue da sempre. Insomma, una questione politica, Veronica, di parti e di partiti, come di fatto la politica è giusto che sia, insomma, come possiamo commentare questo, anche visti i numeri che prima citavamo? Appunto, l'ho detto inizialmente, è una materia sicuramente divisiva e forse lo dico proprio perché chiaramente secondo me c'è un'urgenza sociale che forse dovrebbe essere vista come una questione non partita, né per urgenza per la sinistra né per la destra, ecco. Io credo che sia urgente per il semplice fatto che l'Italia non sta regalando cittadinanze, i numeri sono certamente alti, un po' per la storia dell'Italia. L'ho detto prima, questa legge risale al 1992 e da lì l'Italia è divenuto un paese di immigrazione, lo sappiamo bene, quindi le persone che in questo momento hanno acquisito la cittadinanza sono persone che vivono stabilmente in Italia da 20 anni e quindi di per sé è un diritto che deve essere riconosciuto proprio perché gli dà comunque la possibilità, per esempio, di votare e quindi di partecipare attivamente anche alla vita politica. Credo che bisogna fare un attimo chiarezza sui numeri. Il senatore si rivolge ai 221.000 cittadinanze concesse nel 2021 e chiaramente in numeri assoluti sembrano veramente tante cittadinanze, ma in realtà se questo numero lo andiamo a comparare con il numero della popolazione, ricordiamo che l'Italia è la terza forza europea, quindi rispetto agli altri stati europei, l'Italia è quinta, nel senso che si trova dopo la Svezia, dopo il Lussemburgo, quindi stati molto più piccoli rispetto all'Italia. Per cui vedendo l'importazione credo che non siano poi così tante le cittadinanze rilasciate e sappiamo quanto questo riconoscimento sia molto difficile da ottenere e quanto questa legge sia molto restrittiva. E questo non lo dico io, ma lo dice proprio uno studio che hanno fatto proprio a livello europeo, dove l'Italia, pensate, si posiziona al 13° posto, nel senso che vuol dire che prima dell'Italia ci sono stati che concedono la cittadinanza in tutt'altra maniera, tra cui appunto ricordo la Spagna, la Germania, la Francia, che hanno un'altra modalità nel concedere la cittadinanza, dove appunto 5 anni di residenza legale sono compresi nel loro iter di concessione.
Veronica, io le farei vedere anche un altro servizio realizzato ieri dai colleghi per la giornata mondiale del migrante, perché in settimana una delegazione di ospiti dell'ex caserma Serena qui a Dosson nel Trevigiano è stata ricevuta in udienza da Papa Francesco. Sono numeri molto contenuti rispetto al passato, quelli degli stranieri ospitati nelle strutture di accoglienza nella Marca. Vediamo il servizio, poi lo commentiamo insieme. Vi è una pressione a livello nazionale estremamente smorzata rispetto agli anni precedenti e così anche all'interno delle strutture di accoglienza i numeri si sono fortemente ridotti. Meno 75% di ingressi dal Mediterraneo centrale, meno 80% dalla rotta balcanica. Nel 2024 l'immigrazione ha subito un drastico calo e anche nelle strutture di accoglienza della Marca la pressione è decisamente diminuita. Numeri di ospiti ben lontani all'ex caserma Serena di Dosson dagli oltre 700 migranti che si era arrivati a gestire lo scorso anno. Lo conferma il presidente della nuova facility. Sicuramente in questo momento l'azione del governo, l'azione dell'Europa ha limitato quelli che sono i flussi variandoli, ma è anche cambiata moltissimo l'immigrazione. Nel 2015 avevamo un'immigrazione prevalentemente africana, adesso è un'immigrazione molto differente, abbiamo kosovari, abbiamo colombiani, abbiamo una gran parte degli ospiti che sono asiatici. Faccio un numero: nel 2016 avevamo circa 200 nigeriani in caserma Serena, adesso ne abbiamo meno di 10. La prevalenza oggi è di migranti asiatici. In occasione della giornata mondiale del migrante per il 9º anno consecutivo, una folta delegazione dell'ex Serena è stata ricevuta in udienza da Papa Francesco. In questi anni l'abbiamo visto tanto invecchiare, quest'anno poverino tornava dalla Papua Nuova Guinea, è ripartito il giorno dopo per il Belgio, in una giornata caldissima, Roma era caldissima. Lui ha avuto il tempo di incontrare tutti, di dire una parola a ciascuno, di arrivare al punto anche con noi. La parola che ha usato è un po' la sintesi di quella che è del nostro lavoro, della nostra missione, la parola inseriteli. Ma sebbene ci sia una forte richiesta di lavoratori, gli attuali meccanismi previsti dalla legge non consentono di dare ai migranti gli strumenti necessari per integrarsi rapidamente. Auspicato da tutti che venga interrotto le rotte criminali perché sono anche criminogene, quindi bisogna riuscire a fare dei decreti flussi che consentano di soddisfare i bisogni delle nostre aziende e dall'altra parte le nostre aziende che inseriscano nel territorio devono avere anche la possibilità di accedere a delle soluzioni abitative da dare ai loro lavoratori. Sul tema della cittadinanza, dello ius scholae, per Marinese i tempi sono maturi per una riforma. Bisogna secondo me sempre tirare fuori dalla polemica politica questi argomenti così complessi e cercare di dare delle soluzioni che siano poi condivise da tutti, perché se invece lo si lascia a quello che è il dibattito pubblico, a quello che è la propaganda, diventa difficile e vengono politicizzati dei temi che invece sono importanti. È un po' quello che diceva lei, Veronica, insomma la praticità della questione più che la politica che ci sta in mezzo. Esattamente, condivido il pensiero di Marinese e assolutamente mi trovo d'accordo sul fatto che in questo caso parliamo di immigrazione, quindi di prima immigrazione, non di cittadinanza. Abbiamo bisogno di soluzioni diverse. Chiaramente l'immigrazione cambia nel tempo anche con quelle che sono le crisi che purtroppo a livello globale affrontiamo. E abbiamo visto che in realtà il decreto flussi, che è lo strumento principale con cui una persona che sceglie di arrivare in Italia riesce a regolarizzarsi, ha sempre provato dei difetti. E questo ce lo dice la stessa legge, nel senso che spesso si va a regolarizzare persone che hai già sul territorio. Credo anche che alcuni strumenti come i corridoi umanitari, che sono stati applicati soprattutto con l'università, ossia individuare delle persone che vogliono venire in Italia con lo scopo di studiare e poi di un inserimento lavorativo, così che farlo nello stesso modo proprio per quanto riguarda l'inserimento lavorativo, cioè delle aziende che trovano già delle persone disposte nel proprio paese di origine, in modo da affrontare un viaggio che sia chiaramente un viaggio legale, che vada oltre a tutti gli altri aspetti che sappiamo si affronta in questo viaggio terribile e soprattutto che nella regolarità si va proprio a combattere quelle che sono chiaramente le azioni soprattutto criminose che purtroppo spesso
sono oggetto di queste situazioni così fragili. Abbiamo pochissimo tempo, un minuto scarso. Avere la cittadinanza, che cosa significa? Spieghiamo anche ai nostri telespettatori che cosa vuol dire avere la cittadinanza e perché tante persone poi si sono ritrovate a firmare. Chiaramente potrei raccontarvi tantissime storie che per me sono all'ordine del giorno e che ogni volta mi contattano perché perdono delle opportunità importanti. L'ho menzionato prima, il diritto di voto, quindi la possibilità di partecipare attivamente alla vita pubblica, ma non solo, la possibilità di poter provare e tentare un concorso pubblico. Abbiamo tantissime persone che si formano nel nostro territorio e quindi sono delle persone molto valide che possono in qualche modo essere portatori di un futuro migliore per l'Italia, che purtroppo non riescono a fare questi concorsi, così come gli Erasmus, le gite scolastiche. Quindi questo è un diritto da preservare, proprio perché noi stiamo parlando di persone che sono nate, cresciute spesso sul nostro territorio e che in quel momento in cui, soprattutto dopo le superiori, si trovano a fare delle scelte, devono far conto con il fatto di non avere la cittadinanza italiana e quindi dobbiamo far sì che la popolazione è cambiata e quindi prendere atto anche di questo, dando le stesse opportunità a tutte e tutti. Insomma, un tema molto vasto e sarebbe da parlarne ancora per molto tempo, però per ora il nostro tempo è finito. Veronica, poi quando vorrai, insomma, noi siamo qui per continuare a parlarne anche poi in vista di quanto accadrà, insomma, con la deposizione di queste firme nei prossimi mesi. Ringrazio Veronica Tissogbe, vicepresidente del Consiglio del Comune di Verona, per questo approfondimento sul referendum sulla cittadinanza. Noi ci vediamo questa sera con i telegiornali della sera a partire con l'edizione regionale dalle 18:30. Grazie per essere stati in nostra compagnia in questa prima edizione. A tutti l'augurio di una buona giornata. Arrivederci.